Al via oggi il quarto contest per il clima e una coscienza ecologica organizzato dal Movimento per la Sostenibilità Ambientale, presenti numerosi studenti degli istituti agrigentini. Il sindaco Miccichè è presente oggi al contest sull'ambiente, intitolata La piazzetta di Via Atenea, dedicata allo scrittore Camilleri per i suoi 100 anni dalla nascita. Inaugurata la nuova sala della Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La Regione Siciliana interviene a sostegno della prima capitale italiana dell'arte contemporanea, Gibellina, con 3 milioni di euro. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte in un suo intervento alla Camera chiede alla leader Meloni di azzerare la giunta Schifani in Sicilia per i diversi casi di corruzione. Aumentati nel corso della legge di stabilità all'AS le ore lavorative ai lavoratori stagionali della forestale, un intervento per circa 41 milioni di euro. Operazione antidroga tra le province di Enna, Catania e Agrigento, 13 individui arrestati, tra cui uno della nostra provincia, Sambuca di Sicilia, rafforzata la scorta al sindaco di Ravanusa, Pitrola. Partita a porte chiuse domenica fuori casa contro il Priolo capolista per l'inagibilità del campo, si potrà vedere solo in diretta streaming. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 18 dicembre, giovedì. Si è svolto oggi al Collegio dei Filippini il quarto contest per il clima e per una coscienza ecologica organizzato dal Movimento per la Sostenibilità Ambientale con la partecipazione di tanti studenti delle varie scuole agrigentine e nissene. Alessio Lattuca, oggi il quarto contest per il clima per una coscienza ecologica. Ci sarà la presentazione ufficiale per le scuole, i docenti e gli studenti. Bene, oggi è una giornata speciale perché ci sono parecchi istituti che partecipano al quarto contest nel solco di quello che è già accaduto in passato, perché a differenza, devo dire, della partecipazione della città ai problemi che si riferiscono appunto al clima, all'ambiente, ai gas climalteranti, i ragazzi manifestano un interesse ben preciso e hanno fatto dei lavori davvero significativi in passato e spero che li facciano anche quest'anno. Ho notato che ci sono gli insegnanti molto interessati, hanno chiesto informazioni, abbiamo già fornito le schede, le slide perché le scuole possano approfondire. Abbiamo anche la presenza oggi di un istituto importante di Caltanissetta, oltre al liceo classico d'Agrigento, il King, l'Ambrosini, il Gallo, liceo appunto Ruggero VII di Caltanissetta, che partecipano da anni e anche quest'anno hanno dimostrato la loro attenzione ai problemi che noi abbiamo in qualche modo sviluppato in questi anni. Si tratta di parlare ai giovani nella speranza che i giovani, come hanno già dimostrato, continuino a interessarsi del pianeta e del futuro. Il Movimento per la Sostenibilità Ambientale di Agrigento continua le sue battaglie verso delle strutture ormai obsolete che però, parlo del rigassificatore in primis, del gasdotto, che però ormai sono state, tutte le autorizzazioni sono state scadute, però nonostante ciò si va avanti per la realizzazione. È un fatto gravissimo per la nostra Valle dei Templi. Vorrei dire che nonostante le autorizzazioni siano scadute, tutte, la regione siciliana, la regione Sicilia, segnatamente l'assessore al ramo, l'assessore all'energia, hanno concesso 70 mesi di proroga a Enel e Snam per ultimare, dicono loro, questo impianto pericolosissimo e noi siamo stati costretti a ricorrere prima al TAR del Lazio e ora siamo come dire, impegnati perché il ricorso è incardinato al Consiglio di Stato e ci stiamo preparando per agire contro questo mastodontico eco-mostro al Consiglio di Giustizia Europea. Quindi il movimento non solo è impegnato, diciamo che è impegnatissimo e devo dire che i componenti del movimento sono attrezzati
tutti insieme, perché ne fanno parte molte associazioni, molti cittadini che spesso non sono neanche tenute nella giusta considerazione in questa città, perché credono davvero che sia un problema che mette in discussione il futuro della città. Ecco, brevemente, il Movimento per la Sostenibilità Ambientale ha anche criticato fortemente il premio assegnato a Custode dell'Ambiente al governatore Schifani qui ad Agrigento qualche giorno fa. Noi non abbiamo criticato soltanto questo, abbiamo mandato una lettera molto articolata all'assessore regionale che ha promosso questo premio e abbiamo chiesto quali siano le ragioni di questo premio in una regione che si è occupata poco di ambiente, anzi non abbiamo acqua, abbiamo avuto gravissimi problemi di dissesto idrogeologico, tutti i problemi gravissimi di quella regione. E poi fanno il premio per premiare chi? Quali sono gli elementi che hanno stabilito, chi l'ha stabilito, quale commissione, quali costi ha avuto tutta questa manifestazione durata 2 ore che a quanto pare sia costata 120.000 euro. Sono questioni che hanno a che fare col pressapochismo. Io li chiamo, sono un po' allo sbaraglio secondo me, perché non era opportuno fare queste cose, al di là delle mie considerazioni. Proprio non è un fatto solo politico o giuridico, è un fatto di opportunità. Non c'era nessuna condizione, atteso che il Presidente della Regione aveva chiesto di rilasciare i 70 mesi di proroga. Il Presidente della Regione ha uno degli impianti più pericolosi che esistano nel pianeta, perché questo impianto è classificato a rischio grave da una legge europea e nazionale, dalla legge Seveso, che ad Agrigento non è stata tenuta in alcuna considerazione. Questo è il tema. Poi possono fare tutti i premi e premiarsi, parlarsi addosso, dirsene, ma la realtà è un'altra. Queste persone non hanno nessuna sensibilità verso i temi della sostenibilità. E oggi il sindaco Miccichè ha partecipato a 2 momenti distinti della vita cittadina. La prima, quella al contest sull'ambiente, alla presenza di numerosi alunni agrigentini al Collegio dei Filippini. Successivamente la cerimonia di intitolazione della piazzetta di Via Atenea allo scrittore Andrea Camilleri per i suoi 100 anni della nascita. L'intervista al sindaco Miccichè. Una giornata intensa oggi, quella del sindaco impegnato in questo contest per l'ambiente, oggi con il Movimento per la Sostenibilità, con tanti ragazzi che stanno visitando l'aula multimediale dei Filippini. Successivamente l'inaugurazione della piazzetta dedicata al grande scrittore Camilleri. 2 momenti importanti per la città. Sì, sono 2 momenti molto importanti per la nostra città. Questo evento qui che stiamo facendo all'ex Collegio dei Padri Filippini, stiamo facendo visitare proprio il museo in metafora ai ragazzi delle scuole medie, inferiori e superiori, per far conoscere proprio i 2600 anni di storia di Agrigento, far conoscere queste opere digitali, il vero percorso che il turista deve effettuare ad Agrigento, cioè dal centro verso la periferia, e poi più tardi andremo a inaugurare, a scoprire la targa di Andrea Camilleri, perché ho voluto rinominare la piazzetta dello scrittore la piazzetta Andrea Camilleri. Sono 100 anni dalla sua morte, dalla sua nascita, scusatemi, quindi era doveroso dedicare in effetti un angolo della città al grande scrittore. Inaugurata la nuova sala operativa di protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, presentato anche il sistema di monitoraggio del rischio idrogeologico, il nostro servizio. Il nuovo sistema di monitoraggio e allertamento del rischio idrogeologico, la rinnovata sala operativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa nella sede di Via Crona dell'ex provincia. Il presidente Pendolino ha voluto evidenziare come questo progetto rappresenti un intervento importante nel pieno rispetto delle prerogative di un ente territoriale con specifiche competenze in settori strategici e tra questi la sicurezza. Tra gli altri sono intervenuti il prefetto di Agrigento, il sindaco di Agrigento e i vertici di varie autorità civili e militari. I dettagli sono stati illustrati dal direttore del settore ambiente Achille Contino,
dal funzionario responsabile della protezione civile Marcio Tuttolomondo e dai tecnici del CED, del Libero Consorzio e della Geotech Engineering che ha elaborato e sviluppato il progetto, che è stato finanziato con fondi ottenuti dalla Regione Siciliana, strategico per la prevenzione, la gestione delle emergenze e la tutela della sicurezza dei cittadini. Acque in grosse quantità e quindi dobbiamo noi cercare di prevenire e l'inaugurazione di questa sala operativa serve proprio per prevenire il verificarsi di eventi atmosferici che poi non possono essere controllabili e quindi alla fine trasformarsi in danni di vite umane e animali. Quindi oggi la sala operativa è un fatto importante perché abbiamo già installato su tutti i ponti delle centraline che vanno a segnare i livelli dell'acqua, quindi non c'è bisogno più della persona che va a verificare e si mette a rischio per strada durante le intemperie, e ci consente anche di prevenire, quindi di fare eventualmente evacuare, chiudere il transito e quant'altro. Approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, dai tecnici alla protezione civile, a tutti gli enti che ci hanno dato le autorizzazioni e il finanziamento, che con questa nuova sala di protezione civile noi abbiamo un territorio in sicurezza, perché il nostro territorio è molto fragile, è molto diversificato perché passiamo dalla costa alla montagna con diverse vulnerabilità e questo ci consentirà di controllarlo proprio minuto per minuto. È importante quello della protezione civile nel nostro territorio. Allora, diciamo che oggi presentiamo un'evoluzione del monitoraggio perché il vecchio sistema delle allerte non sempre funziona, è troppo lento, quindi la tecnologia ci aiuta e oggi presenteremo un progetto proprio perché attraverso la tecnologia, quindi le stazioni meteo, i sensori sui fiumi e il sistema radio possiamo meglio monitorare e allertare la popolazione quando serve. Quindi il sistema funziona in questi termini e questo porterà sicuramente risultati. Pensiamo che una vicenda come Marianna Bello probabilmente non sarebbe successo se ci fosse stato un sistema di allertamento puntuale come questo. Fondamentale quello della protezione civile, soprattutto nel nostro territorio. Sì, con questo progetto in pratica miglioriamo sicuramente l'attività sul campo. Dal remoto riusciamo a monitorare 12 ponti della provincia, abbiamo un sistema di comunicazione radio in tutta la provincia e contestualmente abbiamo anche delle stazioni meteo che ci permettono in tempo reale di verificare quello che sta succedendo nella provincia. Come è stata organizzata la sala operativa? La sala operativa abbiamo un personale quindi che sarà aperta al momento, significa durante le allerte e da lì cercheremo di gestire le emergenze che ci saranno nel territorio. Basta, La Regione Siciliana, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, sarà al fianco del comune di Gibellina in un percorso che ha l'obiettivo di fare di questo territorio un punto di riferimento nazionale per l'arte contemporanea, capace di diventare catalizzatore e attrattore culturale per l'intera Sicilia. Lo ha dichiarato l'assessore beni culturali Francesco Scarpinato. La dichiarazione. Grande occasione e nel contempo grande responsabilità. La Regione Siciliana, con una dotazione economico-finanziaria di 3 milioni di euro, sarà al fianco del comune di Gibellina che diventerà nell'anno 2026 attrattore dell'arte contemporanea. Botta e risposta tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Tutto parte da una dichiarazione di Conte intervenuto alla Camera dopo la comunicazione della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 novembre. Rivolgendosi alla Premier ha commentato: lei ha detto una cosa ad Atreju, presidente Meloni, ha detto che a lei la corruzione le fa schifo, mi ha colpito, sa? Ma allora faccio una cosa, come può rimanere indifferente e non azzerare la giunta in Sicilia? Sono sotto inchiesta per corruzione, addirittura appalti truccati in sanità, ve la fate con Cuffaro? Secca la replica del governatore Schifani. Conte rimette il disco sempre lo stesso, ormai consumato, basta una parola chiave e parte il solito ritornello fatto di slogan e accuse automatiche, indagini scambiate per sentenze e giustizialismo a intermittenza.
E nella finanziaria in corso di approvazione all'ARS previste più giornate per i forestali. Vengono stanziati nella legge di stabilità le risorse per accrescere l'impiego dei lavoratori stagionali per 41 milioni di euro, con un incremento di 23 giornate lavorative per tutti i 13.500 operai. L'approvazione della norma sui forestali conferma l'attenzione che il mio governo riserva fin dall'avvio della legislatura alla tutela del territorio e alla prevenzione degli incendi. Rafforzare il lavoro degli operai forestali significa investire concretamente nella sicurezza dei nostri boschi e delle comunità. In questa direzione si inserisce anche l'inaugurazione della sala operativa unificata che mette in rete la protezione civile, il corpo forestale e i vigili del fuoco, così come l'iter ormai avanzato per la realizzazione di una control room regionale basate sulle tecnologie di Leonardo, che consentirà una sorveglianza più efficace e moderna del territorio. Sentiamo adesso il dottore Nino Amato sul presepe di Montaperto e le ragioni storiche della sua iniziativa. Il presepe, ricordiamo, aprirà i battenti giorno 26 dicembre prossimo. Alla notte di Natale, che nasce lo bambinello, che nasce mezzo la paglia. Quello che ci ha spinto a fare questo presepe vivente nel 2007 è stato sicuramente la cosa più importante, l'amore verso questo territorio. Noi qui ci siamo nati, conosciamo bene ogni angolo del paese, ogni cortile e li abbiamo valorizzati. Purtroppo adesso sono abbandonati, però abbiamo riscoperto un po', ritornandoci un po' la nostra storia ma anche le nostre tradizioni alle quali siamo molto ma molto attaccati, tradizioni a 360 gradi, tradizioni, gli antichi lavori, gli antichi mestieri, gli antichi arnesi, ma anche gli antichi sapori e gli antichi odori, quindi coloro i quali hanno la possibilità di venire, generalmente sono veramente stati molti, ma molte persone sono sempre arrivate ogni anno e quest'anno la parte più bella resta sempre quella, la visita delle scuole dei bambini, perché guardare negli occhi dei bambini lo stupore e anche la capacità di gustarsi la bellezza dei luoghi è veramente qualcosa di importante. Credo che noi con questa manifestazione abbiamo raggiunto anche un obiettivo importante, anche l'obiettivo turistico. Anche quest'anno noi aspettiamo diversi autobus che vengano anche da fuori regione, oltre che i turisti che albergano nei nostri alberghi, ci vengano a trovare e siamo veramente ben lieti, perché poi l'obiettivo più importante è di non fare manifestazioni fine a se stesso, ma che hanno un fine importante, che è il fine turistico. Questa è la 13ª edizione. Noi per i serali inizieremo come al solito il 26 dicembre, che ci sarà una bellissima inaugurazione con attività artistiche importanti. Poi il 26, dopo il 26 abbiamo il 28 dicembre, poi giorno 1, giorno 3, giorno 4 e giorno 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi. Quindi venite come al solito sempre a trovarci, perché noi ci siamo da sempre rinnovati ogni anno, anche quest'anno troverete delle cose nuove e delle cose bellissime da vedere ma anche da gustare. Lilli Contino di Sicali Art. Oggi vestita da Babbo Natale? Oggi sì, in tema Natale, sì. Allora, raccontiamo un attimo cosa stanno facendo questi bambini con la creta, il DAS, cos'è? È argilla, è la base della ceramica. Si stanno divertendo a realizzare delle cosine in ceramica con degli stampi, in modo da capire com'è il procedimento della ceramica dalla base. In questo momento giustamente si possono fermare solo lì per il tempo che abbiamo, però è un modo anche per capire da dove si parte.
Le nostre impressioni sono positivissime, siamo ritornati nuovamente per il secondo anno a Montaperto perché l'esperienza è molto entusiasmante, non solo per i bimbi ma anche per noi insegnanti. Molto bello e si ritorna veramente al passato. Siamo l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, nonché il Plesso Garibaldi. Complimenti. Salutiamo? Salutiamo a tutti, ciao! Vi aspettiamo dal presepe di Montaperto dal 26 al 6 gennaio. Ciao! E l'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Acireale, in collaborazione con il Servizio per la Pastorale Giovanile e l'Ufficio per le Questioni Sociali e il Lavoro, ha organizzato un incontro dal titolo Parole e Verità, educare ad abilitare il digitale in modo umano, la notizia al centro, con protagonista il giornalista Giuseppe Lavenia, inviato della rete Ammiraglia Rai. La mattina l'incontro si è svolto nei locali del Liceo Regina Elena di Acireale, alla presenza del Vescovo Raspanti e di numerosi studenti e docenti. Le videodichiarazioni. Io non so se sono rimasti affascinati, di sicuro hanno affascinato me, perché hanno avuto l'attenzione per circa 2 ore di contatto e confronto diretto, e per me questo è importante perché mi restituiscono la giusta misura di quello che andiamo a raccontare con i servizi giornalistici, cioè ogni volta che vado nelle scuole e trovo questo tipo di attenzione penso non devo credere, devo continuare a battermi per contestare la teoria secondo cui ai ragazzi non interessa nulla. Non è affatto vero, hanno delle modalità di apprendimento e di conoscenza diverse dalle nostre, bisogna capirli, guardarli negli occhi e capire come arrivare anche a loro. Quindi è uno sforzo giornalistico che noi dobbiamo fare per arrivare, e poi ti danno soprattutto degli input diversi, costanti, sono attentissimi su alcuni temi su cui magari noi siamo a volte sottovalutiamo certi argomenti. La modalità empatica è l'unica, via che si può percorrere per agganciare i nostri giovani, soprattutto su una tematica così, difficile da trattare, perché tutti abbiamo un'idea sulla comunicazione, ma pochi riescono ad affrontarla con chiarezza, con trasparenza e coinvolgendo infatti la sensibilità giovanile. La Polizia di Stato della Questura di Enna, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale, ha dato avvio a una vasta operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, dove sono state coinvolte anche le province di Enna, Agrigento e Catania. L'azione, condotta dalla sezione antidroga e contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, ha portato all'esecuzione di 13 ordinanze di applicazione di misura cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Enna su richiesta della Procura. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati ritenuti responsabili di attività di spaccio di droga. L'unico agrigentino destinatario di una misura cautelare è un uomo di 24 anni di Sambuca di Sicilia. L'ordinanza per il giovane prescrive l'obbligo di dimora nel comune di residenza. E nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con il supporto operativo dei comandi provinciali della Guardia di Finanza di Roma e di Frosinone, hanno condotto una vasta operazione a contrasto dell'illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando. L'intervento, coordinato dalla Procura Europea, sede di Palermo, le Fiamme Gialle, hanno individuato in 2 siti ubicati a Pomezia, in provincia di Roma, e a Ferentino, in provincia di Frosinone, un imponente opificio industriale per la fabbricazione di sigarette, dotato delle attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di 2 linee di produzione su larga scala, nonché uno stabilimento destinato allo stoccaggio di materiale precursore di un prodotto finito. Oltre 2 milioni di euro il valore degli impianti in grado di produrre ogni giorno circa 4 milioni di sigarette all'interno degli stabilimenti insistenti su un'area di circa 4.000 metri quadrati. Sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro ben 27 tonnellate di sigarette, 19 tonnellate di tabacco, 134 bancali, tra cui materiali per
per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i loghi di rinomate case di produzione, Marlboro, Rothmans, Camel e Wilson, e 4 articolati utilizzati per i trasporti. All'atto dell'accesso inoltre è stata rilevata la presenza di 7 soggetti di nazionalità bulgara e ucraina deferiti all'autorità giudiziaria. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunita dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, ha disposto la misura di sicurezza della vigilanza telesorvegliata al sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola dopo la grave intimidazione di cui è rimasto vittima. I controlli di polizia e carabinieri e guardia di finanza saranno intensificati sui luoghi più frequentati dal primo cittadino a tutte le ore del giorno e della notte. Ricordiamo che il sindaco di Ravanusa ha ricevuto nei giorni scorsi un inquietante messaggio intimidatorio. Qualcuno ha lasciato davanti la sua casa una bottiglia con del liquido, un mazzo di fiori e 3 cartucce. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, stanno andando avanti senza sosta per cercare di risalire ai responsabili. Il fatto è accaduto ieri notte in territorio di Grotte. Ignoti hanno incendiato 2 pneumatici e delle bombolette di gas di campeggio davanti il portone d'ingresso dell'abitazione di un imprenditore di 55 anni di Grotte. Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Canicattì. Una prima relazione è stata inviata alla Procura di Agrigento, che sulla vicenda ha riaperto il fascicolo di indagine a carico di Ignoti, con l'ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. L'imprenditore è stato sin da subito sentito nel tentativo di dare una risposta all'evento. Scambio di auguri ieri dei componenti dell'Associazione Teatrale Concordia di Agrigento, diretta da Angelo 5, un momento di bilancio e di nuove prospettive in vista dell'anno che verrà. Angelo 5, Associazione Concordia, una serata insieme nella pace per festeggiare il Natale e un buon anno nuovo con tutti gli amici dell'Associazione Concordia che per tutto l'anno ci regalano momenti belli con le loro manifestazioni teatrali. Sì, stasera abbiamo avuto il piacere di riunirci tutti assieme con i ragazzi, con chi ci ha collaborato, e mi dispiace che sia mancato qualcuno, ma aveva degli impegni che non poteva essere qui. Abbiamo chiamato gli amici del service, abbiamo dato attestati a tutti coloro che anche per un minuto hanno collaborato con noi e ci hanno permesso di ottenere tutti i successi che abbiamo avuto quest'anno. Come avete visto abbiamo anche omaggiato dell'attestato anche TVA, Te e Margherita, perché ci siete stati vicini in tanti spettacoli, anche nelle presentazioni, nelle riprese, e devo dire che abbiamo avuto un anno ricco di spettacoli, ricco di successi, e ci auguriamo che averlo festeggiato tutti insieme in concordia, dico sempre io, possa essere di buon auspicio per affrontare un nuovo anno ricco di successi, ma principalmente che ci sia la salute, la serenità tra di noi e si possa arrivare alla fine del nuovo anno a rivederci, a poterlo festeggiare come abbiamo fatto ora. So che ci sono dei programmi nuovi, c'è una cosa che bolle in pentola, ce l'anticipi? È meglio non anticipare nulla. Comunque per l'anno nuovo avremo delle grosse novità, perché ci cimenteremo anche in altre cose che non siano solo il teatro, per cui avrete modo di vederlo. Speriamo che ci riusciamo, oltre al teatro, che chiaramente quello non lo abbandoniamo perché è la nostra passione, quindi continueremo con spettacoli pirandelliani e non, ma poi ci dedicheremo anche a delle cose musicali e di riprese di film particolari, sempre culturali comunque, che interessano il contesto culturale e quindi i nostri autori agrigentini in particolar modo. È un progetto molto ambizioso. Linea alla regia per la pubblicità. Verrà oggi presentato il libro di Maria Grazia Brandara dal titolo Disordine costituito e molto altro presso la Sala Chiaramontana in piazza Don Minzoni ad Agrigento alle ore 16. Nel testo si parla del racconto di una donna che ha affrontato le sfide della vita con determinazione, passione e una profonda voglia di cambiamento. Brandara scrive sulla sua vita politica
dalla lotta contro la mafia fino a quella personale contro il tumore. Rissa durante una festa di addio al celibato, i colleghi di Messina. Un addio al celibato si è trasformato in un grave episodio di violenza presso un'attività commerciale di Messina, culminando con l'arresto di 4 persone da parte della polizia. Gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione al 112 che riportava una vivace discussione nei pressi del locale. Giunti tempestivamente sul posto con i dispositivi d'emergenza attivati, i poliziotti hanno scoperto che un gruppo di 6 individui, presenti in città per festeggiare l'addio al celibato, aveva poco prima aggredito 2 persone. L'indagine ha rivelato che 4 membri del gruppo, tutti provenienti da Reggio Calabria e in evidente stato di ebbrezza alcolica, avevano attaccato fisicamente, senza alcuna motivazione apparente, uno dei titolari dell'attività e un addetto alla sicurezza. Entrambe le vittime, subito soccorse, hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 3 e 5 giorni. L'incasso del 2025 del Festival Jazz di AXA va al Centro Passi Caritas di Alcamo, i colleghi di Trapani. Intanto facciamo capire dove siamo. Nel Centro Caritas che da una trentina di anni è a disposizione di coloro che hanno bisogno di mangiare, sono da soli, non hanno una famiglia che li accudisce, per cui ogni pomeriggio vengono qui o a mangiare o a prelevare qualcosa da portare a casa. Telecamere spente, ho avuto un po' contezza di quello che è riuscito a fare tutto l'anno e c'è sempre qualcuno, 15 d'agosto, feste comandate, non si scappa. In realtà che Alcamo riesce a poter offrire a chi ha più di bisogno, grazie al supporto e all'aiuto di tutte le parrocchie del contesto cittadino, contribuiscono sia per quanto riguarda il volontariato delle persone che veniamo qua a fornire il nostro tempo. Tu ti fai un giro dell'invenduto di alcuni locali di Alcamo che hanno dimostrato questa carità. Alcuni panifici, alcune pizzerie. Lui va a girare per prendere i cibi, ma ci sono pure persone che noi non vediamo e non conosciamo, che partecipano pure ad aiutare l'anonimato, che danno olio, danno salsa, danno pasta, perché con la raccolta solo che noi facciamo con la chiesa non riusciamo a coprire le spese per il mangiare di tutti. E per questo siamo qui, grazie a questa associazione per l'arte. Lo abbiamo accolto molto bene perché è una provvidenza per svolgere un servizio ancora migliore. Avrebbero potuto dire vabbè, abbiamo fatto le manifestazioni, invece no, sono stati sensibili. Vi ringraziamo perché ci aiutano a portare avanti questo servizio per chi fa più fatica ad andare avanti. Sempre un piacere poter dare una mano, c'è stata questa opportunità, lo facciamo veramente con tanta disponibilità. Altri anni abbiamo pensato ad altro, quest'anno è venuta soprattutto a Giuseppe l'idea di voler donare questo incasso delle 3 serate del Festival Jazz che abbiamo fatto a Segesta alla Caritas. Il messaggio che abbiamo voluto mandare con l'Associazione per l'Arte è stato quello di rivolgere appunto un momento di attenzione a chi la solidarietà la fa veramente, e qui c'è una realtà meravigliosa fatta da volontari che incondizionatamente si spendono. Mediamente in questi periodi c'è per circa 35-40 persone al giorno, tutti i giorni. Alcuni sono locali a Camesi, c'è qualcuno che è di qualche paese limitrofo, qualcuno viene anche da Castellammare alcune volte, e alcuni sono degli extracomunitari, però spesso e volentieri sono extracomunitari di quelli residenti che stanno residenti ad Alcamo. Si spendono tutti i giorni e non hanno nulla in cambio, resistono qui da 30 anni con strumenti che sono spesso esigui, per cui noi abbiamo voluto rivolgere un messaggio al pubblico del nostro Festival Jazz che facciamo ormai a fine agosto al Tempio di Segesta. Apro una piccola parentesi per ringraziare il direttore del Parco Archeologico di Segesta, l'architetto Luigi Biondo. Abbiamo voluto dire al nostro pubblico: fermiamoci un attimo, stoppiamo la nostra quotidianità, la nostra routine e pensiamo a chi ha veramente bisogno. E questo noi lo crediamo col cuore. Possiamo dire il porto nelle nebbie, quando una nave è in navigazione tempestosa? Sì, sicuramente, perché sono persone che hanno diritto a mangiare. Purtroppo molte volte la nostra società si chiude un po' a questo. Questa realtà anche durante il Covid ha continuato a svolgere questo servizio, allora non mangiando in presenza ma consegnando loro i viveri da portare a casa. A me non piace fare interviste cattedratiche come se fosse il bravo giornalista, le belle domande. Andiamo al concreto. Siamo riusciti a incassare 6.800 euro.
con un biglietto di 6 euro, insomma assolutamente simbolico. Per chi non ha strumenti, una somma che può risolvere diversi problemi. Possiamo dire che dobbiamo ringraziare noi che ci stanno facendo riflettere questo ambiente e queste persone? Non c'è dubbio, noi ci occupiamo di divulgazione culturale. Aprire questa finestra verso chi è più bisognoso di noi lo riteniamo un dovere e speriamo che il messaggio passi per chi lo possa intraprendere a loro volta. Questa formula di coniugare la cultura, la musica in questo caso, con un gesto di solidarietà a noi gratifica immensamente, ci permette di dire che abbiamo dato il nostro piccolo contributo. Un teatro Pirandello gremito di ogni ordine e posto, fatto da cornice al memorial dedicato a Giancampione, una figura amata e riconosciuta come ambasciatore della canzone siciliana nel mondo, una serata di straordinario successo, intensa e coinvolgente, capace di alternare emozioni, ricordi, sorrisi e risate, mantenendo sempre al centro la memoria dell'indimenticabile artista agrigentino. La Fondazione Teatro Pirandello ha dedicato una serata speciale alla sua memoria. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Antica Agrigento con il coinvolgimento del gruppo folk I Giurgintani e ha avuto l'obiettivo di far rivivere anche solo per una notte la voce, la presenza scenica e il repertorio di Giancampione. Numerosi gli artisti e gruppi folk che si sono alternati sul palco, offrendo interpretazioni sentite e rispettose della tradizione siciliana. A tutti loro è andato il ringraziamento degli organizzatori per il prezioso contributo artistico che ha reso la serata intensa e partecipata. L'ex chiesa di San Giacomo a Cammarata da sabato prossimo si trasformerà in un museo immersivo. San Giacomo, un dinamico centro di interpretazione del territorio che utilizza le più avanzate tecnologie digitali per raccontare la storia, l'arte e la natura dei Monti Sicani. L'iniziativa, che apre un nuovo percorso di innovazione culturale e turistica, è promossa dall'amministrazione comunale e realizzata dai World ETS. Il museo sarà inaugurato sabato 20 dicembre alle ore 19 alla presenza del sindaco Mangiapane, del presidente del Libero Consorzio della provincia di Agrigento Giuseppe Pendolino, dei sindaci del comprensorio dei Monti Sicani e dei rappresentanti del GAL Sicane. Si propone come la porta di accesso dei Monti Sicani, un punto privilegiato per i visitatori desiderosi di conoscere ed esplorare il vasto patrimonio naturale e culturale di un'area che comprende oltre 20 comuni tra la provincia di Agrigento e Palermo. E lunedì 22 dicembre, con inizio alle 10:30 presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Agrigento, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio Progresso Economico 2025. L'evento, nell'anno in cui Agrigento riveste il titolo di Capitale Italiana della Cultura, mira, ha dichiarato il commissario straordinario Giuseppe Termine, a valorizzare l'impegno e lo spirito di resilienza di quelle aziende e personalità che si sono particolarmente distinte, contribuendo anche ad accrescere il profilo culturale del territorio. Durante la cerimonia di premiazione anche un premio sarà consegnato al prefetto di Agrigento, dottor Salvatore Caccamo. Una stanza del reparto di chirurgia toracica del Policlinico porta il nome di Isabella, i colleghi di Messina. È stato un crescendo di emozioni e ricordi, quello vissuto ieri presso il reparto di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera universitaria Martino di Messina, in occasione della cerimonia organizzata per ricordare una giovane paziente, Isabella Miuccio. Un reparto che, a causa di una grave malattia, per lei era diventato casa e in cui giorno per giorno aveva intessuto rapporti di stima e affetto con tutto il personale. Quel personale che oggi con partecipazione ed emozione ha vissuto con occhi sempre lucidi questa iniziativa in suo onore. I vostri occhi lucidi, ha detto il direttore amministrativo dottoressa Elvira Amata, sono la dimostrazione di cosa sia la buona sanità. Parliamo spesso di umanizzazione delle cure, ma tali concetti rischiano di essere solo teorici se non sono applicati con concretezza. E se una famiglia continua a mostrare affetto e gratitudine verso il nostro ospedale e questo reparto, pur avendo subito una grave perdita, significa che abbiamo centrato il nostro obiettivo,
Esserci per i pazienti e porre il loro bene al primo posto, un bene in cui le terapie non sono solo cliniche, ma anche empatiche. Isabella ieri avrebbe compiuto 38 anni e per ricordarla la mamma e gli amici hanno scelto di destinare il ricavato di una raccolta a fondi per acquistare smart TV e frigoriferi per le stanze di degenza, per l'infermeria e gli studi medici. Non una semplice donazione di oggetti, ma un vero e proprio atto d'amore, come ha sottolineato il direttore del reparto di chirurgia toracica professore Francesco Monaco. Perché le smart TV per chi è ricoverato non sono solo schermi, ma una finestra sul mondo, un modo per alleggerire l'isolamento della malattia, sono un promemoria per sottolineare che anche in ospedale, la vita, la cultura e la connessione continuano. Per tutto il tempo che ha trascorso qui, ha proseguito il professore Monaco, l'abbiamo conosciuta non solo come una paziente, ma come un raggio di luce. Non possiamo fare a meno di ricordare la sua incredibile tempra, non ha mai accettato la malattia passivamente. Nonostante la diagnosi fosse complessa, lei ha affrontato ogni ciclo di cure, ogni esame, ogni battuta d'arresto con una resilienza che aveva dell'incredibile. Non era una resilienza urlata o ostentata, ma una combattività quieta e determinata. Isabella ci ha insegnato cosa significa la vera resilienza ed è per questo che abbiamo deciso di intitolare a lei una stanza del nostro reparto, quella in cui è rimasta più a lungo, che da oggi si chiamerà Stanza Isabella. Chiudiamo il nostro TG con quest'ultima notizia che interessa l'Akragas, che comunica che il big match nell'ultima giornata del girone di andata del campionato di promozione Girone D tra la squadra del Priolo e l'Akragas si disputerà a porte chiuse a causa della inagibilità della struttura. La gara è in programma allo stadio Simoncini di Belvedere in provincia di Siracusa con calcio d'inizio fissato alle 14:30 al fine di garantire comunque la massima vicinanza ai tifosi e consentire di seguire uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La società dell'Akragas ha predisposto una diretta streaming ufficiale della partita sul canale Akragas Live. Bene, questa era l'ultima notizia ed è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono inoltre visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.